Dopo il proficuo incontro di ieri a Roma alla conferenza Stato-Regioni con il ministro Boccia sull'autonomia, per il governatore del Veneto Zaia arriva un'altra notizia positiva. Secondo i dati raccolti dalla SVG nel corso di una ricerca condotta su un campione di 10.800 cittadini maggiorenni italiani, intervistati tra ottobre e novembre 2019, il presidente della Regione Veneto si conferma in testa alla classifica dei governatori con il maggior gradimento. Ad essere giudicata dai cittadini l'efficacia dell'azione nell'amministrare la Regione. Zaia ottiene un punteggio pari a 66. Alle sue spalle il collega dell'Emilia-Romagna che con lui e Fontana sta portando avanti la questione autonomia con 62 punti. Al terzo posto proprio il presidente della Lombardia con 55 punti. Dunque nelle prime tre posizioni della classifica SVG i presidenti delle regioni che con richieste e modalità diverse hanno avviato l'iter autonomista con il governo. Percorso che sembra aver subito una significativa accelerazione dopo l'audizione del ministro Boccia di fronte ai presidenti delle regioni che hanno dato via libera alla legge quadro che dovrà gettare i paletti sui quali poggerà la bozza dell'autonomia differenziata. Ora il testo, ha spiegato Boccia, può andare in Consiglio dei Ministri e poi essere presentato come emendamento alla legge di stabilità 2020. Il governatore Zaia al termine ha parlato di un incontro proficuo. Abbiamo dato un primo assenso a un testo che deve avere ancora alcuni aggiustamenti, però direi che la discussione è stata proficua. Sulla legge quadro diciamo che, se dovessimo dirla come la diceva Michelangelo per la Pietà, ha tolto tutto il marmo in più per fare la Pietà. Ecco, siamo ancora a livello di qualche ultima scalpellata. Ed è presto spiegata qual è questa ultima scalpellata. Legge cornice o legge quadro sostanzialmente traccia le linee macro, dopodiché l'intesa, ogni regione firmerà l'intesa propria e il Veneto conferma che chiederà le 23 materie.